Lascia qualche amaro in bocca perché comunque il gol, a mio avviso, l'arbitro aveva dato il gol irregolare, non ha avuto magari la forza di darlo, non lo so, però non stiamo qua a parlare del gol, dell'arbitro, del guardalinee, noi dobbiamo guardarci noi, abbiamo le ultime 3 partite e già dobbiamo subito accantonare questa partita e pensare subito al Mazzara, che è ancora più importante. Tante volte giocare con un uomo in più fai fatica perché le squadre si mettono dietro e se non trovi le giuste linee non è facile fare gol, però penso che siamo arrivati almeno 3-4 volte a fare conclusione, quindi magari un po' di sfortuna, un po' di cinismo in più, non abbiamo recuperato sta partita. Abbiamo recuperato Espasa, abbiamo recuperato Maltese, però avevamo anche 2 assenze importanti come Cosentino che nelle ultime partite aveva dato anche un equilibrio difensivo. Non, sai, magari quando ti mancano anche quelle pedine come Cerniglia a centrocampo qualcosa ti viene a mancare, però i ragazzi secondo me hanno fatto una grande prova di carattere. È mancato secondo me quella cattiveria in più, quel cinismo in più per portarci il risultato a casa. Sono tutti là, a noi penso che non regala niente a nessuno, infatti si è visto anche oggi Castelbuono, anche se in una classifica migliore, ha dato il 100%, ci siamo giocati la partita a viso aperto, domenica ci aspettiamo anche una gara abbastanza tosta, recuperiamo 2 pedine fondamentali, ci andiamo a giocare, il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza prima possibile e domenica contano solo i 3 punti. Ma i tifosi nostri sono magnifici, sono persone che ci tengono tantissimo, sono misilmeresi, sono attaccati a questa maglia e io li ringrazio a nome della squadra, anche se forse mi dispiace, ma per il nervosismo dovuto alla partita siamo andati tutti dentro gli spogliatoi. Gli chiedo scusa in primis, ma è rivolto per tutta la squadra.